Dottor Perissinotto, ci parli della dispercezione dell'età infantile e come si può individuare? Allora, buongiorno a tutti, la ringrazio di aver introdotto questo concetto di dispercezione. Dispercezione, come dice la parola, è ricevo qualche cosa distorto. La dispercezione può essere di due caratteristiche, quelle di cui mi occupo, visiva e uditiva. Allora, quella più comune è quella visiva, che dà origine a tutti i fenomeni legati al DSA, ai disturbi specifici dell'apprendimento, di cui il più famoso è la dislessia. Quindi chiariamo subito che la dislessia è un sintomo, non è una malattia incurabile. Se io vado a mettere a posto gli organi che regolano questa dispercezione, il piccolo paziente non è più dispercettivo, ma diventa normopercettivo e quindi anche la dislessia si può ridurre o scomparire. Dislessia quindi anche disgrafia, disortografia, disprassia. Prima di parlare dell'aspetto scolastico è bene ricordare che ci possiamo accorgere che alcuni bambini sono dispercettivi in quanto sono disprassici. Cosa vuol dire? Sono quei bambini che rispetto all'asilo e ai loro coetanei non si muovono bene, sono impacciati, non corrono bene, a tavola tendono a rovesciare le cose e quando disegnano all'asilo schiacciano molto sul foglio, spezzano le mine, i pastelli. Già questi sono segnali molto importanti. È difficile fare diagnosi a quest'età qui, però non è impossibile. Essendo gli esami che faccio non invasivi, vale sempre la pena di tentare e se noi riusciamo a 3, 4 o 5 anni a intercettare un bambino così, riusciamo a mandarlo a scuola senza i problemi che poi rischiano di diventare un dramma per lui e la famiglia. Quindi, dottore, la dislessia non è una malattia? No, la dislessia è il sintomo di questa cosa che si chiama dispercezione. Cioè, cosa succede? I nostri occhi, nel caso noi siamo dislessici, non vedono la stessa cosa nello stesso momento. Quindi il paziente cosa fa? Si inclina, acquisendo un atteggiamento scoliotico, si schiaccia sul foglio e una delle cose più evidenti è che incomincia a seguire col dito, perché i suoi occhi sono su due righe diverse, allora lui cerca, mettendo il dito, di farli convergere sulla stessa riga. Un bambino che ha lentezza nella lettura non è un bambino, fra virgolette, meno intelligente degli altri, ha unicamente i suoi sistemi che sono un po' confusi. Questa cosa si recupera immediatamente. La dispercezione è soltanto visiva o anche uditiva? Allora, là parliamo di disacusia o iperacusia. Sono molto conosciute le protesi acustiche che portano le persone di una certa età, raramente i bambini, quando hanno un udito scarso. Ma ci troviamo spesso di fronte a bambini che hanno un udito sregolato o che sentono troppo. Faccio qualche esempio. Camminando per strada una maestra con 20 bambini, 18 quando passa un motorino non si girano, 2 si tappano le orecchie perché quel rumore lì gli dà fastidio. Sono i bambini, è doloroso addirittura certe volte, sono i bambini che non vogliono andare alle festine di compleanno, sono i bambini che non sopportano la ricreazione all'asilo, quindi un bambino che all'asilo se ne sta da solo dovremmo sospettare che è un iperacusico, non è un problema comportamentale, cambia il suo comportamento, ma il problema è di origine fisica, non psicologica. Spesso sono bambini che hanno cominciato a parlare in ritardo. Quando io inizio a parlare devo imparare una lingua, è la prima lingua che io imparo, ma è come io sentissi una radio fuori sintonia. È difficile che io capisca quando non sono sintonizzato. Quindi viene scambiato quello che è un problema di qualità uditiva, non di udito, con un problema di fonazione.